Buongiorno, cerco il signor Turi Granata. Sì, dall'ispettore. Signora. No, è mio marito. Peppa! C'è imparare, vai, mio marito! Peppa! Turi, signor capo, c'è imparare. Mio marito, mi lasci! Ti faccio parlare, guarda! Fammi parlare con Peppa! Allora, Peppa, io ti faccio parlare con Turi per qualche minuto, ok? Non di più. È molto scosso, cerca di calmarlo. Sì. Va bene? Dai. Turi, come stai? Ma che è successo? Perdonami se per colpa mia pure questa vergogna. Vergogna, affronteremo tutto come l'abbiamo sempre fatto. Dicono che ti devono portare in carcere. Ma è vero quello che dicono? No, non è vero, non ho fatto niente. Loro si stanno sbagliando. Pare che lo sapevo che quello non mi piacevano quegli occhi, quelle mogli. Ma quanto siete stupidi voi uomini? Ma che vai dicendo, Peppa? Io a quella non l'ho calcolata mai. Per me ci sei solo tu. Ti ho mai detto bugie. Guardalo. Non lo so. Non lo so, amore mio, lo so, non ti preoccupare. Lo so, scusa, mi sono debitato. Dormi tu. Per colpa mia, però tu mi devi credere. Io non l'ho ammazzata qui, capito? Sì. Non l'ho ammazzata. Lo so, io ti prego. Ma tu devi stare ora calmo, devi stare tranquillo, calmo. Non c'è da Peppa, fare. devi andare, forza. Dobbiamo andare. Vai. Stai tranquillo, amore mio, stai tranquillo. Peppa, dai. Peppa, l'importante è che tu mi credi. Io non ho fatto niente, sei rimasta l'unica a credermi. Dai, Peppa. Forza. Tutto ok? Sì. Peppa, allora, che notizie ci sono? Accusano dell'omicidio di Gaetano Piccolo. Rosy? Ah, è al negozio con suo zio. Per adesso è meglio che Ermanno non capisca la situazione. Ma Stefano che dice? Niente, nessuno mi dice niente. Vedrai che Stefano chiarirà tutto. Io sono sicura che Turi non c'entra niente in questa storia. Lo accompagnerà lui a Palermo, al carcere. Beh, se così deve essere, meglio così, no? Sono amici, mi farà compagnia. Agata, ma come faremo? Come faremo, Agata? Come? Non lo so, Peppa. Ma qualcosa faremo. Stai tranquilla. E ricordati che non sei sola. Peppa! Turi! Peppa! Turi! Peppa, sono innocente! Sono innocente, stai tranquilla, Lo so, Peppa! non te lo so! Stai tranquilla, Peppa! Per favore! Turi! Peppa! Peppa, per favore! Turi, non ti preoccupare, amore mio, non ti preoccupare! Turi! Non ti preoccupare! Esci, non ti preoccupare! Turi! Che bella picciotta! Ah, grazie. Mamma, ancora niente sei? Lo sai che ore sono? Non è che la festa aspetta a noi. Sì, Rosy, passa avanti perché qua devo sistemare, devo fare un pochino la cucina e poi ti raggiungo, vai. Va bene, ti aspetto al fico d'India, non fare tardi però, eh? Sì. Mi dispiace che non vieni con noi. Vabbè, dai, mi vedo alla processione dal mare. Comunque tu ricordati che io ti penso sempre. Eppure io. Ciao.
Aspetta, Rosy, che ti accompagno. Così i due innamorati qui si baciano in santa pace. Dai, quando torno cerco di non svegliarti, va bene? Ma tanto mi sveglio lo stesso. E finiscila di fare così. Perché? Che sto facendo? No, niente, però lo so che ci sei rimasto male. Allora dillo, no? Che ci fa? E allora, se lo sai, che ti dico a fare, scusa? Ho fatto male a credere Rosy. Mi ha detto che eri contento se io me ne andavo alla festa e non restavo solo a casa. E invece Rosy mi ha capito più di te. Io sono contento che te ne vai alla festa. Solo che mi dispiace che ci vai senza di me. Ma se tu non vuoi, io non ci vado alla festa. Non è che è tutto questo sacrificio. Senti, tu alla festa ci devi andare, va bene? E magari durante i botti mi pensi pure un poco, eh? Però ti raccomando, non ti fare troppo bella. E occhi bassi e confidenza a nessuno. Va bene? Sì. Ciao. Ciao. E ciuri di fico non me lo scordo, ma l'amore antico, ciuri di nero amore senza paro. E c'è tu me sangue erbuzza bella, rosa ciurita, dammi lucori, e io ti rugno la vita. L'amore acqua e fuoco e da muccilato, ciuri lumia, dammi lucori, calume senzio per ti non fa spittare a tia. Mamma, ancora a casa sei? Rosy, non ti seccare, senti, io stavo venendo, ma mi è scoppiato un mal di testa terribile, non me la sento di uscire. No, invece sì che mi secco. Dai, vieni, che con l'aria il mal di testa ti passa. Rosy, ti ho detto non insistere, se non me la sento, non me la sento. Divertiti e non fare troppo tardi. Buonanotte. Notte. Lo sapevo, mia madre è fatta così. Senza mio padre non esce di casa.
Signor Bartolo, che si sente? Mi dica qualche cosa, mi risponda, signor Bartolo. Signor Bartolo, mi sente? La prego, signor Bartolo, per l'amor di Dio, mi dica qualche cosa. Che c'ha, che si sente? La signora Maria. L'utente da lei desiderato non è... Le gocce, dove sono? Su. Così, bravo. Come si sente? Va meglio? Grazie. Perdere. Quando una cosa non si può aggiustare è meglio buttarla. Ah sì? Per questo che non voleva prendere le pillole? Perché pensa che lei non c'è niente da aggiustare? Per poco non si ammazzava ancora un pochino e non eravamo qua a parlarne. Mi ha fatto prendere una paura. Che dobbiamo parlare a fare. Lo sappiamo benissimo te e io come stanno le cose. No, veramente io non lo so. Vediamo. Sentiamo come stanno le cose. Vivo o morto che differenza fa? Io certe fesserie non le voglio neanche sentire dire. Ma non lo vedi come sono ridotto? Che non posso neanche uscire a prendere il giornale. Che non posso neanche leggerlo. Perché il medico mi ha detto che non devo affaticare la vista. Mi dispiace, ma questa è la vita. No, questa non è la vita, è il suo contrario. La vita non c'è più. Eravamo sempre insieme, in giro, o a trovare gli amici o per lavoro. A mia moglie piaceva molto viaggiare. Era molto bella. Mi capisci ora? Sono diventato un vecchio inutile. Inutile. Non dica così. Verrà un giorno che neanche al cesso da solo potrò più andare e me la farò sotto. Ecco qual è il mio futuro. Futuro di un pisciasotto. Sono diventato inutile, inutile. Non è vero che è inutile. Sì, non è vero, hai ragione. Peggio che inutile, un ingombro, un peso, una voce di spesa sul conto in banca di mia figlia. Per qualche cosa io sono di là. Forse mi dovrei fare i fatti miei. Ecco, questa è una bella idea. Ma io lo stesso gli voglio dire quello che penso. Oddio, Peppa, ti sei messa pure a pensare. Lo sai che fa male alla salute. Eh sì, lo so benissimo. E allora lasciami in pace. Così si può continuare a lamentare? Certo che mi lamento, mi devo lamentare, perché se io mi lamento, mi pare che già sto un po' meglio. Ma lei dovrebbe ringraziare Dio per quello che c'ha. Certo, ma adesso devo ringraziare uno che non si sa se nemmeno c'è. Lascia stare Dio, che se Dio c'è, Dio solo lo sa. Va bene, avanti, lasciamo stare a Dio. Ma vediamo le cose come sono. Allora, c'ha una testa che ci funziona e magari troppo. Una bella casa, non è solo. Ci pare che funziona per tutti così? No, non funziona per tutti così. Ah. Tutti quelli che hanno la stessa età non hanno certo la stessa età. Aspetti che mi siedo che mi sto confondendo. Voglio solo dire che ognuno gli anni si riporta in maniera diversa. Lo sai qual è il bello della vecchiaia? L'ho scoperto proprio adesso, la vecchiaia. Mica tutti ci arrivano. O per fare un vecchio ci vogliono anni. Oggi come oggi, almeno 80 anni, e non so se bastano. Certo, poi bisogna vedere che vecchio è. Ecco, io vorrei vedere te all'età mia. Appunto, lei ha almeno studiato, ha visto il mondo, è diventata una persona importante, si vede che è stato felice. Ma perché ha dovuto solo faticare come me, che si è rotto la schiena per campare alla meno peggio? Lei almeno c'ha qualcosa di bello da ricordare. Certo, ora sto dicendo una fesseria. Anch'io ho cose belle da ricordare. Lo vuole sapere che faceva mio padre? Che facevo? A settembre già raccoglieva la legna buona per l'inverno, per riscaldarci. E quando la legna stava per finire, ne bruciavamo di meno. Certo, c'era più freddo, ma era più bello, perché ci stringevamo stretti stretti tra di noi. E non è che qualcuno ci veniva in mente di buttare sta legna solo perché stava finendo. Ah no? No! Scusami per prima. Scusi lei.
Allora perché? Per me? Certo, Pasta in bianco. così dice la dieta. Certo, se lo dice la dieta. Senti, ma non ti sembra stupido mangiare in 2 momenti diversi? Dai, vieni di là, mangiamo insieme, su. Va bene, adesso porto pure il mio piatto. Così va bene. Non si mangia ciò che è buono da mangiare, ma si mangia ciò che è buono da pensare. E da dove gli è venuto sto pensiero? Non è mio, è di Levi Strauss. Ah, quello del valzer. Sì, quello della mazurka, Peppa. Levi Strauss è un antropologo francese. E io ora, nel mio cor, mi fingo che questa sia pasta alla norma. Le melanzane? Buono. Col sugo, La ricotta salata. la ricotta salata. Che? Manca una cosa, Il sale. il vino. No, signor Bartolo, sua figlia mi ha detto che... Mia figlia dice un sacco di minchiate. Cosa vuoi che mi fa un po' di vino? Dai, pigliamone un sorso, su. Dai, su, un po' di vino. Solo per oggi, eh? Solo per oggi. E soltanto 2 dita. Facciamo 4. 3 e basta. Fare fatto. Tutto a posto? Tutto a posto, sono solo un po' allegro, sai, mi bastano poche gocce di vino. Aspetta, non è finito, aspetta, Peppa. Parlami ancora di te. Che cos'altro le devo dire? Io sono nata e cresciuta a Lumera. Al contrario suo, New York e Parigi le ho viste solo nelle fotografie. Raccontami della tua famiglia, da quanti anni sei sposata? Ma che sono tutte queste domande? È un'intervista? No, peggio, un interrogatorio, ma dai, su, non essere timida, ti prego. E va bene. Allora, sono sposata da 18 anni e ho una figlia. 18 anni non sono pochi. Vabbè, ma neanche troppi. Tuo marito che mestiere fa? Lui è un pescatore, però in questo momento sta facendo il camionista, sa? Non è un buon periodo a casa. Questo mi dispiace. Tua figlia come si chiama? Rosalia. Ah, ma non vuole essere chiamata così, vuole essere chiamata Rosy. C'ha 16 anni, va al liceo Sciascia. E come va? Bene, no? Sì, ultimamente sì. Secondo me sarà promossa. Le ultime interrogazioni sono andate benissimo, poverina. Ha studiato pure la notte. Una ragazza piena di giudizio. Sì, e non si immagina quanto. Lei è una che nel bene o nel male ce la mette sempre tutta. Sa già quello che vuole fare da grande. Ma io spero che si prenda una bella laurea, magari in medicina. E oggi un bravo medico lavora di sicuro. Ah, la medicina è dura, eh? Bisogna che ce la metta tutta tua figlia. Sì, lo so. Però io gliela voglio portare per mano fino alla laurea. Costi quello che costi. Se le serve qualche cosa, io sono di là. Buonanotte. Oh, aspetta, senti, ci dovrebbe essere un libro con la copertina blu lì sul tavolo. Lo prendi? Questo qua? Questo. Però non faccia tardi a leggere. Non è per me, è per te. Per me? Sì, è il libro di un poeta turco, Hikmet, leggilo. Non è pericoloso leggere. No, è che io forse non lo capisco. Leggilo, poi vediamo se lo capisci. Sì, ma io sono lenta a leggere, chissà quando glielo posso ridare. Quando lo finisci. Va bene. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.
importante è stato proprio perché almeno a scuola... Stai cercando di evitare Luca? No, ma non ti devi banalità, cioè... dell'integrazione culturale. L'idea è questa. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Spero che non abbia avuto problemi. No, nessun problema. Ha preso tutte le medicine? Sì, sì, tutte quante. Controlli sempre nelle tasche della vestaglia. Ogni tanto fa il furbo. Gliel'assicuro, non c'è bisogno. Allora, ci vediamo nei prossimi giorni. La chiamo io. Ecco. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ah, mi scusi, stavo dimenticando una cosa importante. Peppa, ricordati Hikmet, il più bello dei tuoi mari ti aspetta. Papà, ma che cosa stai dicendo? Grazie. Arrivederci. Niente, cose mie. I giorni sono sempre più brevi. Le piogge cominceranno. La mia porta spalancata ti ha atteso. Perché hai tardato tanto? Sul mio tavolo dei peperoni verdi, del sale, del pane. Il vino che avevo conservato nella brocca l'ho bevuto a metà, da solo, aspettando. Perché hai tardato tanto? Ma ecco sui rami maturi, profondi, dei frutti carichi di miele. Stavano per cadere senza essere colti. Se tu avessi tardato ancora un poco. Buongiorno, Peppa. Ahmed. Tu io a Catania, mi pare esagerata. E questo ho trovato. Aspetta un attimo. Questo va bene? Ma chi sei di rose? E non ci serve, non ti preoccupare. Ma mi ci vedi questo cosa mia? Chi so più giovane? Tu non sei vecchio. Poi con questa saresti ridicolo. Ma quella perché? Vabbè, dai. Magari c'è necessità che mi vesta un ticchiacchio elegante, no? L'hai messa sempre con me. Ma sì, dai. Di questa non c'è bisogno. Poi me la metto quando ritorno. Turi. Buongiorno. Buongiorno. Ti scordasti il cellulare? Che testa che c'ho. Me lo chiedo pure io. Grazie, amore mio. Ti chiamo quando arrivo a Catania, eh? Grazie. Non ce n'era bisogno, potevi usare il mio. No, è che è di mia figlia e ci teneva che me lo portava.
qui qualcosa dovrebbe esserci. State facendo? Niente, cerchiamo una foto e poi rimetto tutto a posto. Ci tengo a quelle foto. Ah, sono ricordi. Vedete di non rovinarmelo. Qui non ce n'è neanche una buona. Rosy, qual è il tuo numero di telefono? Che a memoria non me lo ricordo mai. Vediamo qui sta facendo Topaci. Te l'ho scritto lì, c'è un biglietto vicino al telefono. Ecco questa. Questa è buona, possiamo usarla. No, è troppo piccolo. E poi è pure di profilo. Sembra staccato. Rosy, io mi vado a distendere un attimo a letto. Questo mal di testa oggi mi sta facendo impazzire. La sistemi tu la spesa? Va bene. Pronto? Pronto, amore mio. Tu sono. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oh, Catania è bellissima. E non ti dico l'albergo. Dovresti vedere la mia stanza. Pronto, Peppa, mi senti? Certo che ti sento. Ma è successo qualcosa? No, è che stavo stirando e mi caddero tutte le cose per terra. Vabbè, dai, allora ne sentiamo che tardi. No, per stirare c'è sempre tempo, non ti preoccupare. Siete in giro? No, ce ne siamo tornati in albergo. La signora era stanca. Sei solo? Sì, sono solo nella mia stanza. Niente, ora mi vi anticchie di televisione e poi mi va a cuicco. Turi, ascoltami, approfittane. La vasca idromassaggio è magnifica. Disturbo? No. Ma non eri solo? Sì, la signora è entrata ora. Ma come, senza bussare? Ha bussato, Peppa. E che aveva di così urgente da dirti? E niente, voleva sapere la colazione domani mattina. Allora ti saluto. No, però già se n'è andata. No, devo stirare, se no non finisco più. Va bene. Come vuoi tu. Buonanotte, Turi. Buonanotte. Buonanotte, Peppa. Che ci fai con questi soldi? Ho fatto una minchiata. Li hai rubati? Aspetta, Peppa. Che vergogna. Io ho sposato un uomo onesto. Peppa, ti... Non mi toccare! Coi ladri non ci voglio avere niente a che fare! Aspettami, Peppa. Lasciami stare! Peppa, aspetta! No, non sento, ti ho visto abbastanza! Sentimi un attimo invece, senti! Ma io l'ho fatto per voi, non lo capisci? Perché vi voglio bene! Capisco solo che sei un cretino, un egoista, che non ti interessa niente di noi altri! Anche se tu non mi credi, ero venuto a prendere la valigetta per portarla indietro! E che fa? La tua dignità che fa? Pure quella torna indietro, ah! Anche io tutto quello che faccio, ogni giorno lo faccio per la famiglia, ma non mi sono mai sognata di rubare! Peppa, in quello schifo di valigetta non ci manca niente! Ho rimesso tutto a posto! Ma perché non mi credi? Lasciami! Quando ero in galera e mi hanno detto che avevo ammazzato a qualcuno, io non ci ho creduto, ti ho difeso sempre, perché lo sapevo che non potevi essere l'assassino, ma ora non ti riconosco più. E non so neanche più chi sono io. Ma se non mi fanno lavorare, come faccio a camparmi, Peppa? Non dare la colpa a noi di quello che hai fatto! Abbiamo avuto momenti anche peggiori! Ma i soldi entrati a casa nostra sono stati sempre onesti! Arresto con Turi. Mi dispiace, Peppa, mi dispiace. Siediti qua con me. Ti sei cambiato. Hai visto che sei bello così? Io te lo volevo raccontare. Ma Turi, io gliel'ho detto che era una cosa brutta quella che aveva fatto. Lo so. Lui dice che ci mette una pezza sopra e tutto torna come prima. Non può tornare tutto come prima. Perché? Perché tu hai sbagliato e hai sbagliato troppo. Capisco perché eri così angosciato l'altra sera. Ho rovinato la cena con Rashid. No,
Non hai rovinato niente. Ne facciamo un'altra, non ti preoccupare. Non è colpa tua. Ciao a tutti. Ma che sta succedendo? Zio, già fare lezione di pomeriggio è pesante. Se ci metti tutte quelle cose mi addormento sul banco. Ci sto mettendo tutto il tuo pranzo, così non muori di fame. Sì, ma se me lo riempi così non ce la faccio a finirlo per strada. Intanto spiegati che fai tardi a scuola, dai. No, prima mi dovete dire che cosa sta succedendo. È da quando sono arrivata che avete delle facce. Senti, ormai sei grande. Lo sai come vanno certe cose. Quali cose? Quelle tratte del papà? Sì, ma deve essere successo qualcos'altro. O avete litigato ancora perché non trova lavoro? E nelle coppie... Lo trova. Tu eri presto lo trova un lavoro. Capita di litigare nelle coppie, Rosy. Sì, il fatto è che tuo papà ha litigato un po' troppo spesso negli ultimi tempi. Che dopo che si sta insieme per tanti anni può essere difficile. Ma sei sempre detto il contrario. Sì, ma è vero anche questo. E poi a causa delle discussioni ti puoi anche chiedere perché hai scelto quella persona. E tuo papà ve lo siete scordato, perché? Peppa vuole dire che tra moglie e marito non ci devono essere segreti. Ancora con la storia che non ti ha detto che ha ceduto il lavoro a Dino? Sì, quella. Rosy, sono una serie di cose, una serie di problemi. Comunque, voi state tranquilli e non vi preoccupate, che si risolvono le cose come sempre. Ora vai a scuola che è tardi, dai. Va bene. Ci vediamo più tardi. Sì, e mi raccomando che sono gli ultimi giorni di scuola. Sì, sì. Io scotto i broccoli e poi vado dalla signora Magri a stirare. Peppa, io pure voglio uscire. Magari ti accompagno, che dici? Va bene. Hai fatto bene a non dire niente a Rosy. È inutile angosciare pure a lei, no? Che dici? Ti ricordi quando abbiamo detto che se non c'è Turi l'uomo di casa sono io? È sbagliato. Quando non c'è Turi l'uomo di casa sei tu. E io cosa sarei senza di voi? Ah, brava, hai già iniziato. Sì, proprio adesso. Aspetta, ti faccio vedere. A queste mio marito ci tiene, non ti posso dire quanto. Le comprò a Palermo, in via Ruggero VII. Gli costarono una fortuna. Non si preoccupi, signora. Mettici uno di quei prodotti che ti ho comprato, quelli che servono per inamidarle. Esatto, brava. E poi queste camicie. Mi raccomando, ferro tiepido. Hai già stirato la seta, no? Sì, sì, certo. E i pantaloni di mio marito, la riga? Perfettamente al centro della gamba. Stia tranquilla, signora, mi conosce. Vedrà che suo marito non avrà di che lamentarsi. Sì, ma neanch'io vorrei avere di che lamentarmi, Peppa, perché ti dico la verità, ultimamente mi pare che te la stai prendendo un pochettino troppo comoda. Non è così. Le solite 2 ore mi dovrebbero bastare. 2 ore, certo, però ci devi mettere pure queste. Sono le tende dello studio di mio marito. Come le fanno in tintoria non mi piace, quindi le ho lavate io. Mi raccomando, stirate alla perfezione. Va bene. Io esco, ma ci vediamo presto. Beh, che cosa è successo? Niente, sto andando avanti. Senti Peppa, mi pare che non ci siamo capite. Pensavo che avresti stirato molto di più. Non mi sono fermata un attimo. Ma chi vuoi prendere in giro? Non mi pare proprio. È che stavolta c'erano molte più cose e nel tempo che dice lei nessuno ce la può fare. Questo è tutto da vedere. Mi dia un'altra mezz'ora che finisco tutto. Mezz'ora. Che poi diventa un'ora. Era questo che volevi fin dal principio. Volevi farmi pagare un'ora in più. Io veramente non volevo niente. È stata lei stessa a dirmi che questa volta c'erano pure le tende, no? Senti Peppa, non trovare scuse, mi hai capito? Ma che cosa stai facendo, disgraziata? Mi scusi? No, non è niente, per fortuna. Io lo so togliere, questo è facile, glielo tolgo io. E invece me l'hai rovinata per sempre. Adesso mi toccherà tornare a Palermo e comprarne un'altra. E tutto questo perché volevi fare la furba e rubarmi un'ora in più. Quella furba mi pare che non sono io. Cioè? Come può dire che io rubo sulle ore? Io non sono una ladra, capito? Non sono una ladra!
se li ripiega da sola! Finalmente l'ho beccata. Lei può ingannare la polizia e anche tutta l'Umera. Ma io conosco mio marito e so che non ha fatto niente. Questo lo decideranno i giudici, molto presto spero. Adesso devo andare. Tu non vai da nessuna parte. Ora mi racconti quello che è successo e come hai fatto a incastrarlo. Senta, io capisco il suo dolore, ma quello che dice non ha senso. Mio marito si fidava di te e ti ha aiutato in ogni modo. Sì, ma ha frainteso la mia gratitudine. Mio marito non mi ha tradito e io questo lo so. Devi amarlo tanto. Mi dispiace, ma è la verità. E se adesso non mi lasci passare, chiamo la polizia. E chiama chi vuoi. Ma ricordati quello che ti dico. Se succede qualche cosa a mio marito, giuro che t'ammazzo. Vittoria! T'ammazzo.